stiamo continuando ad implementare l'organizzazione delle nostre spiagge per aumentare le distanze, per aumentare i sistemi di prenotazione informatica, per mettere quindi in campo tutti quegli escamotage che altro non faranno che elevare ulteriormente il livello di sicurezza delle spiagge della costa veneta. I balneari del Veneto sono già tornati al lavoro, anzi, non si sono mai fermati. Non avveniva neanche gli anni scorsi, e a maggior ragione non avviene nell'anno in cui la stagione potrebbe tornare a livelli che preludono ad un ritorno alla normalità. In Veneto il turismo vale il 14% del PIL e il 18% dei consumi interni e offre lavoro a 500.000 di persone, un comparto strategico nel quale il mare pesa per il 50%. Stiamo continuamente implementando e quindi facendo degli upgrade ai sistemi di prenotazione, alla ridistribuzione degli spazi. Non ci siamo mai fermati perché quel grande lavoro di riorganizzazione e di ridefinizione di un nuovo concept delle spiagge è comunque continuato anche al termine della scorsa stagione. L'esperienza dell'estate 2020 e i suoi protocolli anticontagio rappresentano solo la base di partenza di un settore che tra le proprie attrattività deve continuare a implementare la voce sicurezza sanitaria. Ma anche un'altra cosa è cambiata rispetto all'anno scorso. Il tema centrale per la stagione 2021 sarà quello dei vaccini e quindi noi confidiamo che possa essere fatta la campagna di vaccinazione anche nei confronti degli operatori, proprio per utilizzare anche questo come strumento comunicativo nei confronti dei mercati di prossimità, dei mercati stranieri.